Che sto riprendendo è la copertina iniziale e finale del mio Galeppin. Il Galeppin è Galeppin in veneziano antico, praticamente il dizionario, termine per indicare un dizionario. E io ho fatto questa sorta di dizionario basandomi sul dizionario di veneziano, quello che ho mostrato per vedere la voce del dragomanno, e del dizionario di Giuseppe Boerio del dialetto veneziano del 1867. Praticamente prendevo i termini o i modi di dire da questo dizionario qua e provavo a tradurli nelle altre lingue, quindi prima in italiano, poi in inglese, poi in francese, catalano, portoghese, spagnolo, tedesco e poi diciamo le altre tipo olandese, russo, anche greco. E questa praticamente era la copertina del dizionario che avevo fatto su un file di Word, solo che poi sono venute oltre 10.000 pagine e Word non funzionava più, al che ho deciso di rifarlo praticamente voce per voce secondo l'alfabeto, fare praticamente le voci riguardo la lettera, e quindi fare ad esempio A per la lettera A tutte le voci e così per le altre lettere, per nello stesso tempo anche caricare tutto su Google Drive, perché tanto è solo testo, e in modo da averlo anche lì. E però lì ho fatto un lavoro un po' diverso, nel senso che ad esempio ho messo i termini diciamo dei vari mestieri e mettendo diciamo in ordine, pure le stoffe, tipi di stoffe, queste robe qua, oppure le verdure o i termini di imbarcazioni, cioè ho raggruppato praticamente per argomento, quindi è venuto fuori un lavoro un po' migliore, però anche lì è molto, cioè si aggiorna pian pianino, quindi prima sistemo quello su Word e dopo vado ad aggiornare quell'altro su Google Drive. Questa comunque è la copertina del vecchio dizionario, che inizialmente aveva anche le bandiere proprio delle varie lingue, quindi quella marciana per il veneziano e poi le altre via via, quella italiana, quella francese, inglese. Ecco, questa è la stile di scrittura, insomma un lavoro fatto che però non ho voluto eliminare perché è stato un lavoro da certosino in un certo senso. Qua ci sono i dizionari che ho utilizzato, ad esempio il Galeppin, che è un dizionario.com, dizionario veneto, italiano, inglese, e poi c'è il Pardon des Mentegar, che è un altro dizionario anche che va a riprendere anche le parole del Galeppin in un'altra grafica. Quindi comunque, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e seguite il mio canale.